Ultima curva nel campionato di eccellenza siciliana, amici di Wisport, ben trovati al Marco Tomaselli di Caltanissetta. La Nissa chiude la propria regular season contro l'Unidas Sciacca, 30ª giornata nel girone A, dopo che la formazione biancoscudata ha conquistato una vittoria importantissima per 1-0 contro il Mazzara, che virtualmente ha garantito la salvezza diretta. Sarà soltanto da certificare contro i neroverdi, reduci dal pari per 1-1 contro il Castellammare. Vediamo le scelte di mister Sferrazza per affrontare questa sfida. C'è Chimenti in porta, Benivegna, Lucero, Messina e Sané sulla linea difensiva mediana, Modula, Scribani, Sacco, in avanti Morales, Esposito e Martel. Si parte allora col film del primo tempo, arbitra la partita il signor Federico Di Carlo, sezione di Palermo, assistenti Grasso e Finocchiaro, entrambi di Acireale. Spinge la Nissa dopo 3 minuti, Morales a destra da Esposito, cross col contagiri dove arriva Martel alla deviazione ma la traversa, nega il possibile 1-0 alla Nissa. Poi l'azione si perde in un nulla di fatto al settimo, c'è uno schema su calcio d'angolo, viene liberato Morales al limite dell'area, piattone che dà soltanto l'illusione del gol sfiorando il palo. Al 12esimo Messina cerca la giocata al limite dell'area, Messina si appoggia in orizzontale ancora da Morales, alla seconda conclusione della sua partita non becca lo specchio. Minuto 12 al Tomaselli, calcio d'angolo, Lucero tutto solo in area, prova a svettare, anche lui però manca di precisione. Minuto 22, l'Unidas Sciacca con Mistretta che va a recuperare palle e a duettare con King, l'ex Marina di Ragusa in area di rigore col mancino, punisce Chimenti, 0-1 Unidas Sciacca. E come però se fosse una sveglia per la Nissa che continua, anzi riprende a spingere al minuto 25, azione con tanti tocchi, poi in verticale si cerca Sacco che calcia alto. Mezz'ora la Nissa con Messina dal centro-sinistra, il cross sul secondo palo, l'uscita del portiere, poi Martel da terra prova un'improbabile acrobazia, il pallone termina fuori. Minuto 34, Morales dal limite dell'area cerca lo scambio con il compagno, poi la sfera finisce dentro dove c'è una conclusione di Martel totalmente fuori misura. Al 35esimo però sbanda la difesa dell'Unidas Sciacca e allora lì c'è Morales pronta ad approfittarne, a fare 1-1, ottavo gol stagionale, il sesto in campionato per il numero 10 biancoscudato. Al 36esimo ancora un rinvio troppo leggero da parte dell'Unidas Sciacca, Martel col mancino spedisce il pallone alle stelle. Al 39esimo palla a Esposito sugli schemi di un calcio d'angolo, Esposito penetra dalla sinistra, mette all'indietro, Martel stop e conclude, stavolta tutto fatto benissimo anche dal numero 9 che trova il 2-1, rimonta già completata per la Nissa quando al 42esimo Esposito prova a sfondare, salta un paio di avversari, cerca la conclusione in diagonale, il portiere ci mette la manona e la mette in calcio d'angolo. 44esimo l'Unidas si affida ancora una volta a Mistretta che passa in mezzo a un paio di avversari, rallenta in area di rigore, prova a girarsi, non ci sono compagni da servire, il mancino tra le braccia di Chimenti. Al minuto 46 la Nissa Sacco allarga il pallone a destra dove arriva Benivegna, si cerca all'indietro Esposito ed è il gol, quello del tris del 3-1, quello che probabilmente garantirà gli ultimi 3 punti della stagione alla Nissa. Ma siamo a fine primo tempo al Marco Tomaselli, il gol di Mistretta in apertura ribaltato dalle reti di Morales, Martel ed Esposito. Partiamo col film della ripresa. 47esimo l'Unidas Sciacca protesta per un gol annullato, è Mistretta che colpisce ma l'ultimo tocco di Sant'Angelo secondo il direttore di gara, o meglio secondo l'assistente in fuorigioco. 48esimo neroverdi che comunque arrivano al -1 con Ligada che mette Mistretta davanti alla porta, non sbaglia l'ex Marina di Ragusa. 50esimo Morales grossa per Benivegna che però non arriva all'appuntamento con un gol che sembra già fatto. Minuto 51, che reazione quella dell'Unidas, palla lunga per Settangelo, occasione di 2 contro 1, Settangelo dentro, Mistretta a fare tripletta e a fare 3-3 al Marco Tomaselli. 55esimo punizione di Modula, Billera riesce a respingere. Minuto 62, c'è un calcio d'angolo per Nissa, viene spizzato, arriva sul secondo palo, Lucero sembra fatta per il gol del nuovo vantaggio, finisce alto oltre la traversa, cambi nella Nissa, escono Esposito e Martel per Martorana e Marnafara. Al minuto 73 tocca ad Ottaviano il luogo di Modula. 74esimo Benivegna crossa per Martorana in area di rigore, che risposta quella di Billera che evita il 4-3, ma al 75esimo c'è un calcio d'angolo di Morales, la spizzata, arriva Lucero a centro area, il gol del 4-3, eccolo qui il difensore argentino Timber Cartellino. Anche nell'ultima di regular season entra Mancuso, esce Sané. Minuto 83
93 Marnafara in area di rigore, all'occasione per chiudere definitivamente la partita, ma non riesce a concretizzarla. All'87esimo Morales, stavolta a sinistra, gioco di gambe, saltato l'avversario, il cross avvolgente per Scribani, colpo di testa tra le braccia di Billera, o meglio allontanato al portiere nero-verde. Minuto 90, Sacco dalla distanza, salta un avversario, chiude i conti con questo bel destro, ultimo gol della stagione della Nissa in bello stile con Sacco. Minuto 93, ancora un'occasione stavolta per gli ospiti, ma il tentativo in diagonale termina al lato. Termina invece così la regular season del campionato di eccellenza siciliana. Tutto ok per Nissa e Unidas Sciacca, obiettivo salvezza raggiunto. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.